Amiche e amici, buongiorno, eccoci in diretta con questa nuova trasmissione di ore 13, una puntata che abbiamo deciso di dedicare alle vacanze e l'abbiamo chiamata Vacanze da Incubo, non perché vi auguriamo che così sia, anzi ci auguriamo che tutti quanti coloro che hanno la possibilità di andare in villeggiatura lo facciano sereni e riposando o comunque divertendosi. Però insomma, chi più chi meno, penso che tutti noi avremmo avuto almeno un'occasione nella quale abbiamo trovato un disguido, se non reali situazioni scabrose. Allora, vediamo insomma i nostri ospiti di affrontare questa puntata e soprattutto mi piacerebbe farlo anche con voi da casa, nel farci raccontare magari quali sono stati questi casi cioè in un ambito parlano di mala sanità, in questo caso di malaturismo. Allora, innanzitutto Walter Rigobon, presidente del Consum per Belluno e Treviso. Ciao Walter. Veneto. Ecco, partiamo benissimo. C'è un presidente efficiente anche là. Quindi insomma la copertura è ancora maggiore e quindi Walter poi ci racconterà appunto come associazione consumatori anche cosa si può fare per rivalersi in certi casi. Federica Puser, cara amica, che è pilota di aerei, quindi insomma lei vive in aria sostanzialmente e ci racconterà ovviamente dal suo punto di vista che cosa si respira e quali sono le situazioni magari più complicate soprattutto nei voli, che poi quest'estate mi sembra che sia bella intensa. Edoardo Pugliatti è un consulente sull'ambito dei viaggi del consumo di quello che è la discussione delle trasferte, quindi ovviamente ci darà il suo di contributo. Buongiorno Edoardo. E infine Alessandra Baldoin, che è della Baldoin Viaggi, quindi agenzia di viaggi, e qualche casistica e consiglio ce lo può sicuramente dare. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono. Poi, come sapete, abbiamo anche una pagina Facebook dove c'è un post dedicato alla puntata di oggi e dove potete appunto raccontarci o chiederci anche dei consigli. Allora, vacanze da incubo. Caro Walter, partiamo da te. C'è una qualche tendenza in questi ultimi anni di un ripetersi di situazioni eventualmente spiacevoli, sgradevoli, disagiate, eccetera, che poi vi riguarda e quindi ossia ci siano dei cittadini, dei consumatori che chiedono il vostro intervento? Va sottolineato una cosa, che con l'avvento del codice del turismo, se non ricordo male del 2011, le cose sono migliorate indubbiamente e i contenziosi, quelli che almeno seguiamo noi, sono anch'essi in diminuzione. Esistono dei contenziosi che riguardano, come dire, le piccole beghe che sono presenti nell'albergo. Molto spesso e per molti anni cioè la cosiddetta vacanza rovinata ci portava, come dire, alla causa. Oggi con le maggiori organizzazioni rappresentative di tour operator e delle agenzie, la possibilità di risolvere stragiudizialmente il contenzioso è molto utilizzata, però noi, almeno come Adiconsum Veneto, dobbiamo registrare un calo. Credo l'anno scorso, questa mattina ho guardato un po' i dati per vedere come eravamo messi, ma rispetto agli ultimi 5 anni il contenzioso è sceso per quanto riguarda l'attività che svolgiamo noi del 22%, quindi in maniera significativa. Restano aperte comunque tutta una serie di questioni che riguardano i rapporti fra le responsabilità del tour operator, dell'agenzia, che sono distinte sempre dalla nuova normativa. Sono presenti, come dire, i livelli di professionalità, a mio parere non ancora adeguato, tra chi vende e chi compra. Ci sono aspetti, specialmente sull'informazione che viene data al cliente, la cosa presenta notevoli difficoltà. I contenziosi però non sono adesso, sono dopo 30 secondi che le ferie sono finite, perché ci sono 10 giorni di tempo per norma affinché ci siano le rivendicazioni che devono essere documentate e quant'altro, in modo da far sì che l'eventuale, come dire,
aspetti remunerativi che devono essere riconosciuti a chi ha avuto dei guai all'interno dello svolgimento della vacanza, possa rivendicare il proprio diritto con le modalità appunto che la legge pretende e prevede. Ok, allora dopo facciamo un sunto di quello che ha detto Walter Rigobono, intanto sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Pronto? Buongiorno, sono Giuseppe, sono un disabile al 100%, chiamo da Venezia, sono tuttora in hotel sequestrato dentro e per arrivare in hotel, perché mi hanno assicurato che c'è le passerelle, poi per la festa ho saputo, l'hanno risolto, l'hanno portate via, l'hanno tolto, l'hanno rimosse e sono rimasto bloccato alla linea del Caporetto dove sono sceso. Per arrivare in hotel sono dovuto intervenire i vigili del fuoco che mi hanno caricato di peso rubando delle passerelle e un ponteggio per farmi passare sul ponte per arrivare in albergo. Sono rimasto dalle 4 alle 6 e mezza che sono venuta la squadra sotto la pioggia della ricezione dell'hotel dove sono tuttora sequestrato dentro casa, mia moglie è in giro per Venezia e io per 3 giorni devo rimanere bloccato qua. Ho richiamato i vigili che mi vengano a portare poi alla stazione per ripartire perché ho il treno prenotato per il ritorno e non c'è nessuno. Intanto devo pagare l'hotel, la tassa di soggiorno a Venezia con tutto quello che ho dato tanti anni fa quando ero in forma. Adesso posso parlare perché c'ho i sacchetti, me lo sono fatto addosso, non gli voglio dire le mie cose, l'umiliazione. Ho chiamato i vigili, i carabinieri, nessuno, tuttora sono istanti che vede il suo programma sequestrato qua che deve fare l'insulina, eccetera eccetera. E mia moglie è in giro per Venezia, mentre chiamavo i vigili ieri o stamattina ho visto la nave passeggiare dalla Norvegia sulla laguna, dall'angolo dove sono, e se vuole gli dico, non voglio fare pubblicità, all'hotel dove sono tuttora, dentro la città di Venezia, sono tuttora adesso sul letto con la mia carrozzina mobile a batteria, non quella manuale, certo. E nessuno, anche l'associazione ha detto siamo tutti esauriti, non possiamo fare sul servizio. Mi avevo garantito l'hotel e tutto il mi perdoni una domanda, nel momento della prenotazione gli avevano garantito dei servizi che non sono stati poi erogati? Esatto, mi hanno detto che c'è la passerella, il comune di Venezia l'ha rimossa per la festa del Corpus del Redentore. Speciale, del Redentore, 4-5 giorni prima. Tanto io nel frattempo sono fortunato, sono rimasto bloccato qua. Allora intanto la ringrazio, ovviamente le faccio veramente tanti auguri e adesso insomma vediamo di approfondire in qualche modo se possiamo la casistica, cioè da questo punto di vista penso che sia mancata la comunicazione nel fatto che durante il Redentore per cui nella mia sede di dovere mi sono chiesto al tour operator alla stazione per le feste, cosa se devo pagare, cosa ho diritto o non diritto, certo, no, certo. Devo solo pagare, eccetera, eccetera. Questo grazie della sua testimonianza. Grazie, prego. Grazie, buongiorno. Comunque, se vuole saperlo, tuttora. Grazie. Lei, prima tu parlavi di mancanza di informazioni, forse è stato l'esempio emblematico. Il classico esempio ha avuto riguardo però che le caratteristiche della città di Venezia non sono facilmente superabili le barriere architettoniche, specialmente per i diversamente abili, quindi l'informazione diventa decisiva per accettare o meno le condizioni che ci sono. Chiaramente ci sono per me anche le condizioni per una vacanza rovinata, perché se non ha avuto l'informazione che non ci sono le passerelle per entrare in albergo, questa è vacanza rovinata. Assolutamente. Poi la responsabilità si vanno a individuare, però ci sono le condizioni per me per chiedere il ristoro previsto per il disagio che si è patito quando è presente un fatto come questo di vacanza rovinata. Io penso che soprattutto di fronte alla parcellizzazione delle tipologie di turisti, no? Perché ormai sempre di più si cerca di capire la tipologia di turismo, no? Che ci si trova di fronte, dalla parte dell'offerta bisogna sempre valutare molto bene e quindi capire quali sono le esigenze. E io penso che il signore, essendo in quelle condizioni fisiche, avesse espresso il suo stato e quindi le sue necessità, insomma, dall'altra parte
Probabilmente è appunto un problema di informazione, quindi nel momento in cui lui aveva quelle esigenze, con chi ha parlato? La persona con cui ha parlato doveva fare in modo di mettersi nei suoi panni e capire se l'offerta era adeguata, che fosse stato il tour operator, fosse stato la reception o qualcuno di mezzo, dovevano dire: ma se io fossi in lui andrei, gli sto facendo un servizio, cioè vendo una camera o faccio un servizio al cliente? Questa era la domanda da porsi. Che poi è il vantaggio nell'avere un interlocutore fisico che non sia una compilazione con un form automatico. La cosa va valutata bene sempre in ogni caso. Questo è il motivo, difatti, perché scegliere un agente di viaggio e non fare da soli. Si possono fare entrambe le cose, ma l'agente di viaggio si siede davanti a te, ti domanda, si mette nei tuoi panni e ti consiglia la cosa migliore. Fare da solo dice: beh, guarda, vado lì, magari mi sembra buono, e dopo incappi in sorprese. In sorprese di questo tipo che sono assolutamente sgradevoli. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo porre una domanda turistica, non so se è fuori o dentro l'argomento, io la pongo lo stesso comunque. Vada, prego. Pronto? Io pongo la domanda per quei turisti veneti che perdono la vita in Italia e all'estero perché non sono tutelati quando vanno in un posto, e mi riferisco ad esempio a quelli che hanno perso la vita alle Solfatare vicino Napoli o in altri 1000 casi. Cosa fa l'autorità e se c'è qualcosa da fare? Grazie. Grazie a lei. Allora, io volevo aprire anche una parentesi, perché non vorrei banalizzare e non voglio fare riferimento assolutamente al caso della Solfatara, però io ogni tanto noto che quando andiamo in vacanza, diminuendo quella che è anche la nostra attenzione a tutta una serie di pericoli, veramente ci andiamo a mettere in condizioni estremamente rischiose. Quindi qua, io che non sono agente di viaggi, mi sento di dire: ragazzi, sì, quando andiamo in ferie è tutto bello, però una virgola di cervello accesa magari vale la pena che la teniamo ancora, perché possiamo anche trovarci in situazioni oggettive nelle quali la garanzia di tutela massima non esiste. Anche perché non si arriva mai comunque a pensare che possa succedere qualcosa di brutto e grave proprio durante il momento della vacanza, che comunque è il momento di relax per eccellenza, e quindi quando delle persone aspettano tutto l'anno e uno dice: caspita, cosa può succedere di così brutto o grave, e invece purtroppo qualche episodio più che spiacevole anche l'anno scorso è successo. Le cautele devono essere assunte, insomma, non andare nello Yemen per esempio, credo che sia sconsigliabile. Sì, ma io faccio un esempio, ma purtroppo è attuale, perché continua a capitare, cioè ci sono dei pontigli a Jesolo da cui questi ragazzi si tuffano e hanno 15 cm d'acqua, e purtroppo ogni tanto succede che qualcuno rimane paralizzato, e c'è scritto il cartello, cosa dobbiamo mettere? Dei vigili per ogni pontile per spiegare che non deve... Comunque c'è sempre l'informazione che sta alla base ma se è scritto, quella... si sa. Vedete, l'idea che lo scrivere, come dire, ci lavi un po', come dire, le cose, non è così, non è così. La gente deve essere continuamente sollecitata a informarsi, perché diminuiscono l'attenzione passato quel pericolo. Non ci si ricorda più di che cosa è stato oggetto la fonte del pericolo, e ci si dimentica. Bisogna continuare a informare. Quindi questo è quello che facciamo. Noi abbiamo anche fatto una sorta di vademecum proprio per dire: guardate, tenetevi un po' aggiornati su quello che capitano, tant'è che questa cosa, anche abbiamo scritto viaggiare anche in salute, cioè il sapere se laddove vai ci sono i farmaci che ti servono. Ogni tanto dicono: ma io considero una vacanza rovinata il fatto che non sono stato servito abbastanza bene, perché mi dovevano dire che in quelle parti là non c'erano quei farmaci che servono a me. Ho capito, va bene tutto, però attenzione, insomma, certo. Fare informazione e informarsi diventa decisivo, specialmente quando si va in paesi che non conosciamo. E soprattutto con lingue particolari. Sì, extraeuropei, insomma. No? Perché... Piccola pausa per la regia.
Riprendiamo a parlare di vacanze da incubo, volevo tenerla magari su un livello un attimo più leggero, no? Allora adesso ve le chiedo, intanto se a voi è mai capitato un disguido che poi ovviamente insomma in qualche modo ci avete sorriso su, però nelle vostre di vacanze, Alessandra? Nelle mie personali, sì. Tante volte, si cerca di risolvere. Il più comico qual è stato? No, beh, le attese in aeroporto infinite, con bambini, con operatori che non sanno gestire la situazione dall'aeroporto qui nostro a quelli più grandi. Però insomma si cerca sempre di alleviare, anche perché quando si parte per la vacanza si cerca di essere con un tono meno, con un livello di attenzione meno alto di cui si parlava prima, ecco. Però su certe cose se riesci a gestirla e a muoverti, magari chiedendo alla persona giusta o informandoti. Ma come si identifica poi la persona giusta? Perché siamo persona all'aeroporto, dimmene uno. Gli uffici ci sono, ci sono anche le persone, solo che i punti di informazione. Sì. Certo, bisogna avere la fortuna di beccare comunque anche la persona che è informata, disponibile, che sa darti effettivamente la giusta informazione, il giusto indirizzo, perché non sempre comunque c'è preparazione, questo si può dire. Sì. Borbotta il buon Walter. Sì, perché capita spesso, no? Chiedi un'informazione all'aeroporto e cosa succede? Molto spesso, quelli italiani in particolare, quelli stranieri un po' più attenti, adesso anche da noi, gate 8, che? Sempre dritto, va dritto, che non succede nulla. Questo è la cartellonistica, per esempio, di molti aeroporti, non è che sia allora, il massimo. In Italia diciamo che sulla cartellonistica potremmo migliorare, perché anche andare per strada non è la cosa più semplice e ce lo dicono tutti. Edoardo? Guarda, a me l'esempio classico che faccio è di due famiglie, mi ricordo erano entrambe milanesi ma non si conoscevano, vanno in vacanza nella stessa settimana, nello stesso villaggio e neanche farlo apposta, avevano due figli della stessa età ma non si conoscevano. Vanno in vacanza, tornano, chiedo com'è andata, il primo mi fa: guarda, avrò preso 4 kg perché la cucina era fantastica, l'unica cosa è che ci siamo scocciati perché gli animatori un disastro. Seconda famiglia, lei com'è andata? Ah, guarda, ringrazio Pipino e Pipone dello show, spettacolari, mini club, fantastico, la sera, bagarre. L'unica cosa è che la cucina è un disastro, non c'era niente da fare. Io a quel punto dico, vabbè, ok, grazie, e chiudo lì e dico, ma cosa faccio a questo punto? Perché tutto è soggettivo, è tutto soggettivo, stessa struttura, stessa tipologia di famiglia, stessa settimana. Ci sono delle soggettività o anche strutture, per esempio, ho mandato un cliente affezionato, che ha anni che prenotava con noi, lo mando in una struttura che notoriamente si sta bene, 4,5 punti TripAdvisor su 3.000 recensioni, eccezionale, fantastico, torna e fa disastro. Come disastro? Ah, guarda, vacanza disastro, un posto così. Guardi che sono in 3.000, dicono diverso, sono 10 anni che la vendo, eppure devo prendere il suo giudizio come sacrosanto e inchinarmi di fronte a lui, però cosa gli dici uno? Cioè, in 100 dicono che si mangia benone e lui no. Lì è complicato. Allora, Federica, prima te lo chiedo da utente dei viaggi e poi da chi porta invece le persone in giro. A te di inconvenienti in vacanza te ne sono mai capitati? Allora, io devo essere sincera, giro tanto, ma mai per vacanze. Quindi sono molti anni che non vado in vacanza. L'ultima mia vacanza purtroppo risale al 2010. Sarebbe ora di riprendere a farle. Quindi per i ricordi che ho, ricordo insomma più o meno i classici disagi, come può essere il ritardo, può essere quando arrivi dentro l'aereo magari si è rotta l'aria condizionata, mettiamola sotto questo aspetto qui, quindi fa caldo, code interminabili del check-in, certo, quindi cose così, disagi di questo tipo. Cose più pesanti non ho ricordi nella mia breve. E dopo invece te lo chiediamo da pilota. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Posso chiedere una cosa? Io 5 anni fa sono andata in Australia con mio marito e avevamo, cioè l'agenzia dei viaggi che aveva prenotato un battello a Sydney, fare un giro insomma in pratica, adesso non le dico i posti perché non mi viene in mente. Okay,
è successo, ci hanno detto di portarci a tal posto, la Cerbattello, mentre a un certo momento era tutta da un'altra parte, si doveva fare 50 km per trovare. In quel caso potevo essere risarcita io di questo particolare. Walter? Grazie della testimonianza. Tanto 5 anni è prescritta la cosa, quindi stia tranquilla, non prende. Allora anche qua bisogna fare le valutazioni di come era confezionato verosimilmente il pacchetto che è stato acquistato. È evidente, se quello che è stato fatto è stato magari concordato con i turisti perché quel posto quel giorno non era accessibile per 10.000 ragioni e quindi hanno accettato di andare da un'altra parte, se viceversa si tratta di un'informazione non corretta, è chiaro che quel pezzo di servizio che non è andato a buon fine o è stato fatto in maniera ha diritto al rimborso. Bene, insomma, intanto stiamo anche dando un servizio ai nostri telespettatori. Qui da Facebook Lidia ci scrive: qualche settimana fa EasyJet ha annullato il volo a dei miei amici, sono riusciti a partire 3 giorni dopo con un'altra compagnia. Chi rimborsa delle vacanze perse di tutti i danni? Nessuno. Ti sei comprato il volo per conto tuo su... No. E le rimborsano il viaggio? L'EasyJet rimborsa solo il viaggio? Ci sono i rimborsi previsti dalla normativa. Quindi non è... Sì, però siccome fatalità, perché poi ho preso spunto per la trasmissione di oggi dai miei genitori che le è successa la stessa cosa non meno di una settimana fa con la stessa compagnia aerea. Sì, allora bisogna precisare un po'. Se la compagnia aerea ha colpevolmente non riprotetto e queste persone hanno avuto anche danni, questi li possono chiedere alla compagnia. Chiaro che va rimborsato per obbligo di legge. Andiamo sul concreto. Quindi io ho prenotato il volo per giovedì mattina. Giovedì mattina è sparito il volo, così è stato. Sciopero degli addetti di dopo terra. vediamo anche con Federica magari quali possono essere le motivazioni. Mi viene proposto primo volo utile sabato mattina, poi succede anche che la sfiga ci si mette, io parlo del mio caso che conosco i miei genitori, mia madre prenota, mio padre prenota, non c'era più posto. Quindi mia madre riesce a buttarsi dentro il volo della mattina EasyJet e comunque perdono 2 giorni di vacanza. Certo. Quei 2 giorni lì, il viaggiatore ha diritto a un rimborso perché non ha usufruito della prenotazione. Certo. Allora, il codice del turismo dice che c'è diritto al rimborso per i disagi patiti. Allora, poi ci sono le tabelline che dicono dipende dalla distanza, 200 è il rimborso di quello che è. La giurisprudenza sta indirizzandosi verso una estensione del criterio, perché se è la compagnia aerea che non ha fatto quello che doveva fare, attenzione che non è, come dire, poca cosa quello che sto dicendo, se non ha fatto quello che doveva fare, quindi per riproteggere, per alleviare i disagi che ci sono, la compagnia aerea a fronte della certificazione del disagio comprovato ha l'obbligo di, non lo fa, la si porta in causa. Questo è il punto. Voi le fate queste cose? Sì che le facciamo. Breve spazio pubblicitario. L'ambiente più spinoso, no? Per quel che riguarda i viaggi, che sono i voli aerei. Infatti non a caso abbiamo coinvolto Federica Fuser, che è pilota, non è pilota di aerei di linea, però insomma in aria tu ci stai, no? In aria sicuramente bene, ci sto. mediamente in una settimana quanti voli fai? Allora, considerato una media di un mensile? Può variare tanto, io faccio 6 giorni di servizio e i voli possono variare per me da un minimo di 10 voli in 6 giorni, veramente minimo in un periodo di bassa stagione, fino ad arrivare a fare anche 20 voli, quindi sono 4 in genere, 4 tratte al giorno. Quindi insomma, sì. Qualche oretta ce la passiamo in aria. Sì. Allora, quando accade tipo, no? Perché c'è uno sciopero in un paese e vengono cancellati 10 voli e lì uno dice vabbè, per quanto mi dia fastidio capisco che è una situazione oggettiva, a prescindere che lì poi dovrebbe esserci giustamente un'assistenza a terra di un certo tipo. Però quando ti vedi il volo cancellato, un unico volo,
A me, Esperienza tua. a me personalmente è capitato 2 volte quest'anno, quindi io non stavo andando in vacanza, quindi nulla di piacevole, anzi stavo tornando a casa dopo 6 giorni di lavoro, quindi avevo tutta la voglia di ritornare, prendere quel volo e tornare a casa. Tra l'altro avevo anche un volo non diretto, quindi un volo con scalo, e già aveva subito un ritardo e mi sono trovata ad andare al gate nuovo per l'imbarco del nuovo volo per Venezia, e purtroppo mi sono vista sul tabellone la bella scritta Venice, cancelled. Quindi purtroppo là non c'è da fare nulla, nel senso bisogna armarsi di pazienza, bisogna imparare secondo me comunque anche a viaggiare, perché io mi sto rendendo conto molto più spesso che la gente non è abituata a viaggiare, si fa immediatamente prendere dal panico, e quando una persona viene presa dal panico si incasina ancora di più. Purtroppo succede, perché siamo comunque in un periodo, c'è da tenere conto che siamo in estate. L'estate è un periodo in più clou, diciamo, la gente si sposta, viaggia, va in vacanza, e quindi le compagnie di aerei, soprattutto le compagnie low cost, inseriscono più viaggi, cioè più mete, no? E quindi ci sono più voli. Ma com'è che fa saltare un volo in quel caso? I voli vengono cancellati perché magari c'è uno sciopero dei controllori di volo. Ok, che però non potrebbe riescono... valere per più compagnie. Ci sono norme, attenzione, perché qua non è che lo sciopero capita all'improvviso, ci sono delle norme per cui c'è il preventivo annuncio che dice: da domani, da quest'ora a quest'ora, gli operatori dei servizi di terra o quelli del controllo aereo fanno sciopero, e quindi c'è l'obbligo da parte del tour operator e compagnie provvedere conseguentemente, perché all'improvviso scioperi in Europa almeno non ce ne sono, perché il diritto di sciopero è normato su tutti i paesi. Allora, vi riporto l'esempio dei miei genitori, cioè avevano il volo alle 9 di mattina, alle 6 è arrivato il messaggio, volo cancellato, l'unico, cioè, fine. Tutte le altre compagnie volavano, l'aeroporto funzionava, EasyJet funzionava in altri aeroporti, quindi unico volo. Certo. Cioè, in quel caso cosa può essere Un successo? guasto all'apparecchio? Un problema all'apparecchio? Mancanza di personale? Non lo so. No, Improvvisa? allora, mancanza di C'è una personale, responsabilità precisa, Manca il personale perché il Magari pilota si sono stati ammala, male. cosa possibile, speriamo che non succeda spesso. allora in genere- E che non sia contagioso? Mettiamoci tutto quello che serve, però così è. Insomma, Non non può è che essere. No. la colpa Ok. non è mia del Allora, Bayonne, ci sono Federica, tu sempre escludi responsabilità. queste ipotesi, quindi che altre ipotesi c'è? Così, giusto per far sapere almeno La una. Vendia, per esempio, a me è capitato molte L'unico volte No, che sarebbe un volo solo. volo No. solo. un volo guasto salta, potrebbe senza, essere no, però motivi di ti sicurezza. hanno avvisato, prendi ore il prossimo, oppure ti becchi il bel corrierone e parti da Roma dove sei Sì, se devi e andare ti in portano Sardegna, e ti portano all'aeroporto eh. più vicino dove la nebbia non c'è. Capitano queste cose qua. E qua non è Oppure, diritto Federica, perché, ovviamente, onestamente, dai, tanto insomma, non lavori per nessuna compagnia. No, beh, ma comunque quelli sono i Dici motivi. non lavorare La cancellazione di un volo è, sì, secondo me principalmente, ripeto, io non sono pilota di linea, quindi però può essere per... Allora, quelle cause che ha menzionato appena adesso, secondo me no, nel senso, condizioni meteorologiche, ok, può succedere, però sono in genere passeggere, quindi magari un aereo può subire un ritardo. Un guasto, sì, è successo anche a me la settimana scorsa, non partiva un motore dell'aereo, quindi però Che non è un dettaglio così che non è una superfluo. cosa così ok, però preventivamente la compagnia ha a disposizione altri aerei, quindi non abbiamo fatto altro che sbarcare da un aereo e reimbarcarci su un altro. Mancanza di personale di volo? Impossibile, come si fa? Come fa una compagnia a non fornire giornalmente le persone? Non è possibile. L'unica cosa che io con la quale mi sono riscontrata è la congestione del traffico aereo durante l'estate, nel periodo estivo, e sicuramente gli scioperi che vengono comunque programmati, e questo è poco ma sicuro perché in internet si trovano tutte le informazioni del caso, però magari non sai mai che volo viene cancellato, che volo aspettarti, magari viene cancellato quello più vuoto, quello più... E soprattutto se tu lo prenoti non viene detto guarda che stai prenotando un volo che è possibile in un giorno nel quale è proclamato lo sciopero. No, vabbè, questo ovviamente Ma non sarebbe uno difficile prenota 3 mesi prima, come Ma fa a non sempre, saperlo? ok, 3 mesi prima, ok, ma non è che da una Se c'è settimana la all'altra... variazione del costo del biglietto, hanno l'obbligo di comunicartelo? Sì, devono avere un obbligo
quantomeno è morale, di comunicarti, anche se hai prenotato 3 mesi prima, che il giorno in cui tu parti c'è questo rischio. Non è Comunque, difficile, ma un messaggio. Un messaggio. Sì, per carità, però quello dell'aumento del biglietto, che per effetto del meccanismo come vengono... Fatto sta che Potrebbe essere fatto anche in modo preventivo, cioè quando tu scegli, sì. dici tu vuoi partire da Milano sì. quel giorno, attento, tu rischio e pericolo. Assolutamente A me è sì. successo di una compagnia aerea, un low cost, che aveva il pilota aveva superato di 40 minuti l'orario giornaliero e ha lasciato tutti a terra. Sì, assolutamente d'accordo. È partito la settimana dopo. Assolutamente d'accordo, succede ogni tanto, può succedere. Quando... Però non c'è la riprotezione con un altro pilota, è quello che io Questa è non la capisco. compagnia che deve rispondere, purtroppo, è la compagnia che deve essere preparata subito a rispondere ad un problema del genere, perché comunque un pilota può rifiutarsi qualora supera la sua soglia di servizio, ore di massimo servizio. Un pilota è tenuto, Certo, anzi è fermarsi. obbligato a livello di sicurezza, perché dopo, se succede qualcosa, chi risponde? Risponde la persona fisica, certo. non risponde la compagnia, quindi una persona è tenuta a rifiutarsi di volare. Lì però appunto c'è un ufficio dietro, c'è una compagnia alle spalle che si deve comunque sicuramente prendere cura ci sta della risolvere il serietà, problema. arriva ovviamente dalla assolutamente. gestione. Il low cost Assolutamente. sul piano dei servizi, sono queste le cose che non vanno bene, perché altrimenti i costi sono quelli se tu hai le garanzie che sono previste. Non hai le garanzie che sono previste e viva Dio, la compagnia ha una responsabilità grande come una casa, perché per forza tenere in stand-by un pilota che gli costa una cifra, è chiaro che dice pazienza, annulla il volo, comodo. Cioè, questo è il punto che le compagnie low cost, un pilota che sta a terra non possono chiamarsi low cost, il costo è uguale per tutti. Però acquistando accetti le condizioni e là finisce tutto. Quando sei con il low cost sei consapevole che comunque non hai certe protezioni. Sì. Questo è. Quelle che scrivono e quelle altre sono, come dire, nella bontà perché non è che siano scritte tutte le casistiche che succedono nei contratti quando acquisti, scrivono quelle più semplici, quelle che sono in grado anche di gestire, peraltro, e quelle altre comunque insomma siccome poi ripeto, parto dal personale perché spesso quando pensiamo a queste trasmissioni ovviamente facciamo delle volte i 2 giorni mancanti. no, ma oltretutto nell'arco di 2 giorni è successa la stessa cosa ad un mio amico con sua moglie, con un'altra compagnia, un altro volo, e cioè esattamente la stessa cosa, sparito il volo, cioè, Quindi c'è l'unico. qualcuno che porta sfortuna? Sì, low cost sempre. non c'era il legame. In genere Sì, sono sì, low sì. cost. In genere sono low quelli cost. che hanno la base a Dublino, questi. È sparito l'aereo. Mamma ha perso l'aereo, letteralmente. Per cui ho detto, 1 è un caso, 2 cominciano a essere una prova nell'arco di 2 o 3 giorni senza nessuna, a luglio. Sì, Quindi probabilmente, come dicevi stranissima. Federica, cioè, il cielo a noi sembra molto vasto, però è molto congestionato. Quindi... Troppo a volte, troppo. Cioè, io vedo quando sono in volo, certe volte mi capita di vedere, strisce dappertutto, queste famose scie chimiche, no? Sì, c'è una congestione dello spazio aereo che è incredibile, le persone dal basso in genere, ma io stessa non mi rendevo conto, però quando sei in volo c'è molta congestione ed è tutto controllato e smistato dai controllori di volo poi, perché non è che il singolo pilota decide quello che deve fare, no, c'è un l'ente di controllo, il controllore di volo che si occupa di gestire e smistare il traffico aereo. È giusto che sia così. È giusto, ovviamente, però questo problema purtroppo, se il controllore di volo decidono che in data X vogliono fare uno sciopero, purtroppo i voli subiscono tantissimi. Allora, quelli più importanti viene applicato uno slot, quindi una fascia di oraria entro la quale l'aereo deve partire. Sicuramente subisce un ritardo, può variare dai 15 minuti all'ora, all'ora e mezza, non c'è bene una fascia indicata. Però altrimenti alla peggio il volo viene cancellato completamente. E là sono lì, purtroppo... situazioni abbastanza complicate. Beh, insomma, stiamo imparando delle cose nuove. Allora, piccola pausa e poi vale invece... anche per i piloti, non vorrei che si criminalizzasse una categoria dei controllori di volo, no? Perché i piloti fanno le stesse cose, quando hanno qualcosa da rivendicare anche loro
raramente magari, ma lo fanno lo sciopero, ed è giusto che sia così, quindi c'è sempre, come dire, un punto di equilibrio, no? Certo. Che deve essere trovato. Le norme ci sono le norme di tutela. Molto spesso va anche detto che gli stessi consumatori non sono in grado né di leggerle correttamente né di interpretarle correttamente, e questo è comprensibile, ma spesso non sanno nemmeno che ci siano, quindi sarà il caso questo piccolo, che poi vediamo, vabbè, piccola pausa e poi continuiamo la nostra trasmissione. Ultima parte dell'ora 13 di oggi. Allora Giulio ci scrive: esistono delle regolamentazioni per i casi dove venga un versamento di caparra e poi non ci si possa presentare la somma versata verrà persa? Cioè, quindi non ho capito la domanda. Allora, io verso la caparra per andare in albergo, poi mi succede che sto male, non lo so. Ci sono diversi modi di operare. Dipende, per esempio, il più standard nell'albergo normale è la prima notte la perdi. Poi però entriamo nei discorsi delle vacanze. E allora a questo punto è, per esempio, potrebbero esserci delle condizioni speciali per quella prenotazione. Sconto da una parte, penalità più alta dall'altra, per esempio. Oppure le politiche stesse dell'agenzia. Che variano. Normalmente lo standard per un albergo da vacanza, diciamo, è un 10% fino a un mese prima e dopodiché il 25% sale, quindi se la tua caparra è del 25% e tu lo disdici più di un mese prima, ti torna indietro qualche soldo normalmente e vai avanti così. Il problema è che la caparra ha un senso. Come penso possa dire anche lui, tanti chiedono il 30% ed è fuori dal mondo. Non si può chiedere un 30% di caparra, massimo è 25, e se ti adegui anche ai ritmi chiedi anche meno. Purtroppo però se tu versi una caparra e alla fine non vai, normalmente la perdi. Se ci sono motivazioni giustificate vale la regola numero 2, cioè la caparra ti viene magari non restituita tutta ma una parte. Dipende soprattutto quello che possiamo dire noi per quello che vediamo sul campo, dipende molto né dal tour operator né dall'agenzia, dipende dall'albergatore, se sa fare il suo mestiere ti viene incontro, se non lo sa fare devi litigarci, niente da fare. Se tra noi e l'operatore c'è il portale, quindi Booking o cose di questo tipo? Io non lavoro con i portali di solito, però se c'è un Booking, per esempio adesso le penali che attua nelle prenotazioni sono ottime, perché fino a 3 giorni prima dell'arrivo puoi annullare con penali pari a 0. Ecco, quindi E comunque è sempre l'albergo che alla fine ha l'ultima parola, se vuole risarcirti che vince o che perde, credo che in questo caso perda molto. Ho detto subito che la maggiore come dire, fonte del contenzioso rischia di essere proprio quella degli alberghi, certo. Soprattutto quando c'è una malattia improvvisa di una persona che doveva partecipare a quella vacanza e quindi là c'è da lavorare un po'. Sì, però lì è facile lamentarsi alla fine che ci è arrivata la malattia improvvisa, quando però ti proponevano 30 euro di assicurazione per annullamento all'inizio e fai no, vale 30 euro da io sto bene, non le pago. Sì, Purtroppo noi per esempio proponiamo sempre la polizza, costa pochino, tanti non la fanno, c'è sempre uno che arriva l'ultimo giorno del purtroppo sto male, non posso partire, ma te l'abbiamo proposta però, costa poco, quindi attenzione, anche che ognuno si assume le sue responsabilità. Sì, però anche qua bisogna vedere da caso a caso, insomma, no? Perché muore un congiunto, un familiare, arriva quando arriva sta roba, quindi bisogna avere anche un po' di attenzione e di sensibilità, al di là dell'assicurazione o meno. Ripeto, ci sono albergatori che questa cosa la sanno gestire bene, perché sanno far bene, a mio parere, il loro mestiere, e ti vengono incontro. Abbiamo detto che viene restituito a tutta la caparra. Dipende dalla questione di marketing, se uno vuole investire, se l'albergatore vuole investire o il tour operator vuole investire sul rapporto col cliente, ovviamente stabilisce. Però dal punto di vista, se vogliamo, oggettivo, come sono le cose, poi è chiaro che soggettivamente il singolo soggetto può decidere agire in modo Sentite, diverso. molto velocemente, un giro a 4 così, secondo voi il più grave errore che si commette nell'affrontare una vacanza, ovviamente che poi può portare all'incubo, qual è, Alessandra?
Partire senza immaginare l'imprevisto che ci può stare sempre, invece ormai si dà tutto in mano a un operatore piuttosto che al sito, al booking online, e pago e sono a posto. No, Non va così. non va. Edoardo. Sopravvalutare le stelle. A me la frase "ma questo non è un 4 stelle" mi fa venire l'orticaria, perché la gente non sa che le stelle sono un criterio oggettivo. Cioè, se tu hai la reception 24 su 24, le camere di quella metratura, l'aria condizionata, ti danno le 4 stelle, ma è oggettivo. Nessuno va a vedere se mangi bene o mangi male, se è bello, se è brutto o no. Tu devi guardare in base a quello che paghi. Se tu paghi poco, è un 4 stelle, quello è quello che ottieni. Viceversa, in un 3 stelle può costare anche di più, puoi avere più pretese, ma è il prezzo che fa, non le stelle. Quindi insomma il prezzo è un indicatore... Il prezzo è un indicatore importante, le stelle lo sono molto meno. Federica, per chi vola quindi a questo punto? L'errore più... Oddio. Per il volo, sicuramente la mancanza magari di informazione, perché anche adesso, insomma, al giorno d'oggi siamo nel 2018, quindi esistono le applicazioni, esistono le informazioni online, quindi io stessa, per esempio, ho scaricato l'applicazione che mi informa quanto, se il mio volo è in ritardo, la mattina magari me lo guardo, apro, ok, il tuo volo è in orario. Si chiama orologio l'applicazione? No, no, è l'applicazione che ha ogni compagnia di volo e che tu puoi tranquillamente scaricare dallo store, e questo magari ti aiuta ad essere sono sempre... ovviamente gratuite, per cui diciamo... Sono gratuite, certo, e magari tu, inserendo il tuo numero di prenotazione, il codice del volo, tu sai che il tuo volo è già in orario oppure sta già subendo dei ritardi, quindi sei già preparato. Quindi l'informazione, non cadere, diciamo, vedo che tante volte la gente cade dalle nuvole. Letteralmente, a proposito, cade dalle nuvole perché non è... Scusate, poi domanda molto pratica: se io vedo che il mio volo ha 2 ore di ritardo, il check-in posso farlo se l'ho fatto online sono già a posto, giusto? Se l'hai fatto online sì, se ha ritardo di 2 ore, no, comunque tu devi prepararti, devi presentarti al check-in. Cioè non posso quindi, no, al massimo non so che devo portarmi il succo di... No, perché non me lo fanno passare. No. Vabbè, devo portarmi più soldi perché dopo sarò nella zona... Esatto. E quindi avrò fame, avrò sete, e quindi chi gestisce l'aeroporto sarà felice. Esatto. Tu dici? L'errore più consueto. L'errore di non scegliere la qualità sia rispetto ai tour operator o le agenzie, perché ce ne sono, come dire, una quantità industriale, ma c'è una differenza in qualità notevole. E soprattutto come dire, informarsi. Resta per me il punto principale, la carenza di informativa è sempre una colpa che ha anche il consumatore, che cerca di non saperne. Vado là, mi faccio dare quello che voglio e poi va bene così. E capitano le cose, quindi ci sono una serie di attenzioni che bisogna avere per evitare il più possibile. Poi capitano sempre le disgrazie, insomma, se sei il sorcio che cammina per la camera, insomma, quello non poteva essere mi viene in mente, nel pacchetto. Poi è sempre stato ovviamente sul leggero il famoso film di Verdone in cui c'è lui che chiama e chiede, andando alla velocità di 70 km all'ora, se si lascia alle spalle la perturbazione che sta arrivando dalla Francia, oppure se gli va addosso. Oppure se gli va addosso. No, perché poi ovviamente sì, no, cioè, essere maniaci su questa cosa qua anche no. È deleterio, insomma, ti rovini la vacanza. Dopo non è più vacanza, no, dopo, perché se uno si altra carica cosa talmente... è invece avere quella sobrietà per avere quelle informazioni che sono utili ad evitare i problemi. Quindi la scelta è fondamentale, la scelta dell'agenzia. Io sono contrarissimo anch'io al fai da te su questa cosa qua, perché è una cosa... Secondo me hai guadagnato 2 pranzi. Insomma. Ma no, non mi interessa nulla. L'esperienza mi porta a dire che come dire, la professionalità ha un suo valore, e quindi quello è il loro mestiere, e quindi quello lo sanno fare, certo, per la maggior parte dei casi, e questo aiuta molto anche i consumatori che non vogliono, come dire, fastidi, non vogliono prendere informazioni, eccetera. Poi su quello che viene offerto dagli applicativi, perché si chiamano così adesso, io rifuggo,
per mille ragioni, perché sono un tecnoleso e quindi questo è un aspetto. No, ma vi rendete conto che ormai il 60-70% di chi va in vacanza sono persone datate, diversamente giovani, cioè vecchi, che non hanno, come dire, le conoscenze minime informatiche per come dire, prendere quelle informazioni di sobrietà di cui abbiamo parlato. E allora bisogna trovare modalità di comunicazione diverse, quindi chi meglio delle agenzie o di tour operator che ti possono fornire. Noi abbiamo un'agenzia come organizzazione che fa questo lavoro, la nostra clientela, di chi la gestisce, io ogni tanto protesto anche con loro, gli faccio qualche rogna in più, ma hanno, come dire, la loro forza è proprio nel rapporto diretto con le persone, insomma, ancora vale. I giovani sono bravissimi, non hanno, si adattano molto di più, insomma, delle persone come noi. Però resta il fatto che poi anche i giovani, quando si trovano in difficoltà, avere un punto di riferimento, poi come dicevi tu Federica, il punto di riferimento è obbligatorio adesso averlo. Anche perché le variabili sono sempre maggiori, cioè se un tempo potevano essere limitate a tutta una serie di logiche, cioè, è sempre più complicato, anche perché magari ci sono più esigenze. Ci sono più servizi, sono richiesti più servizi, uno attaccato all'altro, dalla macchina al trasferimento, più fai un alla turismo visita. itinerante, più, come dire, i rischi ci sono. Per Insomma, esempio, se vai in crociera i rischi sono abbastanza limitati, insomma, perché è tutto da dentro. Il mare, ma insomma quello è un parlando problema. di noleggio, quante volte capita che uno noleggi un'auto e poi scopra che non può pagare con la Postepay? Sì, Quante volte succede? Viaggi, problemi. O non trovo l'auto. Esatto, e allora noi ogni volta che uno prenota, ma tu hai la carta di credito? Sì, ma di che colore è? È gialla? No. Ma com'è fatta? Ma a chi te l'ha data? Ma ti arriva l'estratto conto? Esatto. Dopodiché magari alle volte quando capisci domandi ai clienti i documenti lo stesso per controllare che non siano scaduti. Ma lei mi manda il documento? Magari è scaduto. Ma come? L'ha fatto? No, vero. Sì, ma come l'ho fatto 20 anni fa. 20 anni fa, era in prima media, aveva ancora... Questa gente si con la chiama scritta studente. professionalità di cui c'è la necessità e di cui ne deve fruire a piene mani quello che viaggia poco, quello che non conosce, è questo come dire, la diversità di chi invece dice beh, parto, vediamo come va, insomma, momento. Insomma. Perché c'è da tenere conto che non tutti sono in grado hanno la dimestichezza di risolvere i problemi in 4 e 4-8, quindi c'è quello che è più abituato, cellulari, eccetera, eccetera, c'è invece la persona che magari appunto non è più giovanissima, che ha bisogno di qualcuno di un punto di riferimento che è dato attenzione, neanche qualche giovanotto è un po' anche proprio tutti i fulmini di guerra. Avere Walter Rigobon, a parte per la grande competenza ovviamente in tutte le materie, è anche che qualche battuta arriva ed è sempre molto piacevole. È per distrarmi. Allora signori, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, per me è stato un piacere fare questa chiacchierata con tutti voi, spero che insomma qualche consiglio, magari col sorriso, siamo riusciti a farlo giungere anche ai nostri telespettatori. Mi sembra di riassumere molto velocemente: informatevi, state un attimino attenti e diciamo il cervello sì, scollegatelo, ma proprio non del tutto quando siete in vacanza, perché poi si possono insomma avere delle situazioni alquanto sgradevoli. Grazie a tutti e che le vostre non siano vacanze da incubo ma che siano meravigliose. Ciao!